E allora eccoci qua per il nostro consueto appuntamento con il memento. Ermanno, questa sera, come dicevo prima della pubblicità, allora torniamo ad occuparci del Mose, lo faremo nella seconda parte, però nella prima parte insomma, parliamo di un parliamo decreto, di banche, parliamo banche. di decreti, di una nuova legge che sta uscendo in merito ai decreti ingiuntivi che, per carità, potrebbe essere utile in un paese che funziona in una certa maniera, ma applicato in questo momento, in questa situazione economica dell'Italia e del Veneto in particolare, con le banche che hanno fatto quello che hanno fatto, forse diventa una spada di Damocle. Certo, diventa ecco, un pericolo. abbiamo con noi due ospiti, certo, beh, allora, che conosciamo già, ma che volentieri ripresentiamo. Certo, abbiamo allora, buonasera da Torino Belluco, buonasera di Confedercontribuenti, grazie per essere qua, grazie anche all'ingegner Vincenzo Di Tella che è rimasto con noi per affrontare la spinosa questione del Mose. Allora, Belluco, che cosa sta accadendo? Di che cosa si sta parlando a Roma? Cosa vogliono fare? Allora, 5 avvocati, senatori, non dico di quale partito perché non ha importanza, hanno predisposto un disegno di legge che andrà a modificare quello che è la normativa sul decreto ingiuntivo. Cos'è il decreto ingiuntivo? È quello che solitamente viene emesso dal giudice nei confronti di un debitore, il quale deve rispondere di un debito che lui ha contratto con qualcuno. Il problema è che l'attuale legislazione prevede 40 giorni di tempo per opporsi e il giudice, prima di emetterlo, deve vagliare se il credito, come dice il nostro codice, è certo liquido ed esigibile. Con questa riforma è l'avvocato che, su richiesta del presunto, attenzione, creditore, si assume la responsabilità di fare la richiesta, fare il decreto ingiuntivo. Quindi è lui che in pratica si assume questa responsabilità. Qui ci troviamo di fronte, vedo che è segnato 4,2 miliardi di euro, questi sono solo i crediti presunti della provincia di Padova. Stiamo parlando di 349 miliardi di euro a livello nazionale, circa 20 miliardi di euro a livello veneto, solo per quello che riguarda le banche e le società finanziarie. Quindi stiamo parlando di una valanga di soldi che, se vengono messi all'incasso, fanno saltare l'Italia. Questa è la verità dei fatti. E quello che è grave di questa cosa qui è che i promotori di questa legge dicono che non interessa le società finanziarie e le banche. Sarebbe come dire che la legge è incostituzionale in partenza, perché una legge non può escludere una parte importante di quello che è la società civile. Penso che non ci voglia un grande giurista per capire una cosa di questo genere. Ma poi c'è ancora di più. Questa legge probabile che sta per essere approvata è anche contro il punto 5 del programma di governo, che dice l'esatto contrario, che tutti i crediti delle banche e delle società finanziarie devono passare al vaglio della magistratura. Va bene? Ecco, questa è la cosa fondamentale di questa riforma, che noi ci opponiamo con tutte le nostre forze. Allora, in privato quasi tutti ci dicono che abbiamo ragione, quasi tutti, per non dire tutti. In pubblico non si esprime nessuno. Io dicevo un attimo fa che ho avuto modo di confrontarmi con un parlamentare, avvocato, di opposizione, di Vicenza, che non vuole esprimersi in pubblico su questa cosa qui. Ha detto che risponde ai giornalisti. Va bene, faremo invitare da qualche giornalista e lo faremo intervistare, sì, ma già ci ha detto che è critico, che uso il termine che ha usato lui, di cazzate come questo in Parlamento ce ne sono 100.000, va bene? Anzi più di 100.000, però dice che ha poche chance di passare. Ma perché ha poche chance di passare? Dobbiamo fare finta che non ci sia, dobbiamo fare finta che il debitore non abbia il diritto di difesa, come quando un ladro entra nella propria abitazione, perché tra l'altro
Tra l'altro, e ditemi quando mi devo fermare, tra l'altro qui si è fatto un gran parlare della legittima difesa. Chi è che non è d'accordo per la legittima difesa? Ma noi siamo d'accordo perché ci sia una legittima difesa del debitore. Contro le banche e le società finanziarie che chiedono dei soldi molto spesso non dovuti o non legittimamente pattuiti, che noi nell'80% dei casi riusciamo a dimostrare che non è vero che sono quelli i loro crediti, va bene, la difesa è sempre legittima. Grazie. Ecco, vogliamo esemplificare, perché ovviamente ciascuno cerca di capire e identificarsi in questo nuovo progetto di legge. Cosa vuol dire per un debitore nei confronti di una banca dove c'è un contenzioso? Cosa succede? La banca cosa potrebbe fare? Mi scusi, faccio l'esempio della Popolare di Vicenza, tanto sappiamo tutto. Quindi un correntista che ha comprato titoli della Popolare di Vicenza ci ha rimesso 100.000 euro e contemporaneamente la banca ha detto ma noi ti apriamo un bel credito di 50.000 euro, ha perso 100.000 da una parte, deve restituire e non ce li ha subito gli altri 50.000, che cosa succede con questa legge? Succede che l'avvocato ha la facoltà proprio la banca tramite l'avvocato, che la banca o il presunto creditore, quello che dà la facoltà subito all'avvocato di entrare nella banca dati delle proprietà del presunto creditore e mettere l'ipoteca. Senza che un giudice valuti l'importanza e la veridicità di quello che sta facendo. Esatto, perché ci sono solo 20 giorni di tempo per opporsi, considerando che per esempio se viene fatto a ridosso delle festività natalizie non si ha neanche il tempo materiale per poterla opporsi. O si fa in agosto quando la gente è in ferie. La stessa cosa, ecco. Dopodiché ci sono anche altre questioni, per esempio che chi si oppone e poi risulta che il credito era vero, deve pagare anche come se fosse una lite temeraria. Cioè, lui che si deve difendere in giudizio, o lui o lei o l'azienda, nel momento stesso che il giudice conferma che il credito era certo, viene punito come lite temeraria. Oltretutto, se si oppone, deve pagare anche il cosiddetto contributo unificato per iniziare la causa. Qui ci troviamo veramente di fronte a uno squilibrio, uno sbilanciamento a favore del presunto creditore, che già adesso ci sono in tribunale circa 1 milione di decreti ingiuntivi, di cui solo 20.000 sono stati opposti, quindi stiamo parlando di un 2% di opposizione al decreto ingiuntivo. Facendo una cosa di questo genere vuol dire che abbassiamo ancora di più il diritto di difesa. Poi naturalmente molta gente non ha i mezzi economici per potersi difendere e quindi troveremo veramente tutto, io uso un termine come questo, ci portano al dopoguerra dove ci sarà una massa di persone povere e pochi ricchi che controlleranno tutto, perché questo succederà. Se passano all'incasso 350 miliardi di euro per 9.700.000 presunti debitori. Me lo dite voi cosa può succedere? Dopodiché, come ho detto, noi, quando facciamo l'opposizione, nell'80% dei casi, prima di farla l'opposizione, troviamo tutta una serie di leggi civili e penali, commissioni e spese non dovute o non lecitamente pattuite, anatocismo, superamento oggettivo del tasso soglia di usura, e quindi non è dovuto solo in parte, o addirittura a volte riusciamo a dimostrare che non è un debito, è addirittura un credito a favore del debitore. E allora che gioco stiamo giocando, signori avvocati? Buttiamola letteralmente nel cestino e continuiamo. Anzi, noi siamo del parere di portare a 100 giorni il diritto di difesa, perché se noi andiamo a chiedere dei documenti alla banca, la banca in base all'articolo
119 del testo unico bancario, legge 385/93, ha 90 giorni di tempo per fornire la documentazione. E allora ci rendiamo conto a che ingiustizie ci mettiamo a favorire, perché stiamo favorendo delle ingiustizie, e questa è promossa dalla Commissione Giustizia del Senato, questa legge qui. Ho capito. Vale anche per i crediti dello Stato. No, stiamo parlando solo di crediti privati in questo caso. Perché lo Stato evidentemente è fuori da questa cosa. No, è fuori, però è già ben tutelato da leggi che sono pesantissime, specialmente nelle sanzioni, eccetera. Comunque, guardi, ne abbiamo già una bella zuppa, come si può dire, per quelli che sono i crediti privati, e i crediti dello Stato dovrebbero essere messi anche quelli sotto controllo, perché è un disastro vero e proprio. Sappiamo delle aziende che sono fallite? Ma non solo fallire, ma anche oggi un disabile a Lucca, 48 anni, si è sparato di fronte all'Agenzia delle Entrate. Va bene? Oggi, 10 maggio 2019. Questo succede in Italia e non se ne parla. Certo. Bene, allora questa cosa l'abbiamo anticipata, la riprenderemo prossimamente, vediamo come la politica accetta, perché è giusto che se uno ha un credito lo può esigere nei termini giusti e nei termini di garanzia da parte del debitore e del creditore, quindi ci deve essere comunque un giudice. Adesso passiamo a un altro argomento che è il nostro tormentone, certo, parliamo del Mose, tanto per non cambiare. Abbiamo il ministro Toninelli che ha detto il Mose è da mantenere e calcola, quindi il ministro sa tutto, circa di 100 milioni di euro all'anno solo per farlo funzionare. Poi se funzionerà bene, funzionerà male, alle nostre premesse le abbiamo già fatte la volta scorsa. Ingegnere Di Tella, prego, sì, che cosa dice di questa cosa? Proprio oggi sembra che ci sono le notizie che sembra che questa sia stata un'ennesima buttata che comunque poi è stata ritirata. Sembra sì, che sia ma non è sufficiente ritirarla, perché comunque, indipendente dal fatto che avremmo dovuto pagare i veneti, avremmo dovuto pagare il Mose, adesso lo pagheranno gli italiani, ma comunque 100 milioni all'anno per 10 anni fanno 1 miliardo. Mi sembra che ci siano state delle proposte di costruire la stessa struttura del Mose, diciamo, con criteri ingegneristici diversi, che costavano attorno al miliardo. No? Quindi in 10 anni potremo fare un debito con le banche, dimenticarci del vecchio Mose, mettere in funzione quello nuovo e saremo tutti felici, perché magari questo ci costerebbe meno nella manutenzione. Prego, spieghi ai nostri telespettatori se le cose stanno in questa maniera. No, ma stanno esattamente in questa maniera. Sì, lei, ormai ne stiamo parlando da tanto tempo, lei la storia la conosce, quindi praticamente ha già fatto una sintesi. Il problema qual è? Il problema è che questo progetto che si sta realizzando ha dei costi sproporzionati, fuori da ogni controllo, perché è di tutti i giorni, nel momento in cui provano qualcosa, che si dimostra che non funziona. L'ultima è quello delle valvole, che è uscita fuori sui giornali. Cosa sono queste valvole? Sono le valvole che, intercettano il collegamento dell'aria compressa tra la camera che viene pressurizzata nell'apparatoio e invece l'acqua che deve essere espulsa. Ora queste tubazioni evidentemente sono piene di aria o acqua. Ora, evidentemente non può essere che queste valvole che devono intercettare l'aria e bloccare l'aria compressa dentro perdino, perché a questo punto l'acqua entra dentro e quindi lo fa abbassare. Quindi la portiera riscende sul fondo senza controllo, e perde la sua funzione. Oppure se c'è per esempio un'immissione di aria compressa e perde e non riesce ad essere bloccata, questa qui si solleva e a un certo punto va in verticale. Quindi si perde il funzionamento dell'apparatoia. Quindi, tra l'altro, noi sappiamo che per questo ci vogliono dei costi di centinaia di milioni per sistema, perché sono 940 valvole
installate su questo sul sistema. E quindi andarle a ispezionare una per una, perché se perdono devono essere cambiate, non possiamo tenere lì. Anzi, ci sorge un problema, ma sono state collaudate prima di essere installate, perché anche questo è un problema, perché io non vado a mettere un sistema, un componente vitale per l'opera, perché sono vitali queste valvole per l'opera, non è che ne posso fare a meno. Se non funzionano le valvole non funziona il sistema. Certo. Ne abbiamo parlato un'infinità di volte di queste cose. No? Il sistema è talmente complesso per cui deve funzionare tutto, se però gli elementi fondamentali non funzionano, evidentemente c'è qualcosa di grave. Ecco, ma indipendentemente da questo, se dovessero funzionare, comunque a noi il MOSE costerebbe 100 milioni all'anno per abbassare o alzare le porte. Esattamente, e che è un costo esorbitante. Ne parlavamo prima fuori col presidente Mussolini, dice, ma un'opera che costa di manutenzione 100 milioni all'anno è una cosa improponibile. L'altro progetto quanto veniva a costare, così rendiamo conto ai nostri telespettatori? Cioè lì bisogna fare un altro discorso un po' più complesso che c'è questo. Cioè quando noi abbiamo fatto la proposta alternativa al MOSE, che avevamo stimati quanto erano i pesi dell'acciaio per fare i pontoni, per fare le paratoie, eccetera, abbiamo fatto due colonne di costi. Una colonna dei costi unitari del consorzio e la colonna dei costi di mercato. Ecco. Con la colonna dei costi di mercato la soluzione sarebbe costata la metà. Cioè? La metà. Cioè, se per esempio con i costi delle unitari del MOSE la soluzione che noi provavamo costava 1 miliardo di euro, con i costi di mercato sarebbe costato 600 milioni di euro. Chiaro? Ho capito. Ora, siccome i costi di manutenzione sono una percentuale del costo dell'opera, e poi dipende anche dalla complessità dell'opera, no? Quindi sarebbero dei costi assolutamente accettabili, perché nel nostro caso non è che io devo andare a togliere ogni paratoia per fare la manutenzione, e se devo fare manutenzione devo farlo sott'acqua, perché devo andare nei tunnel. Nel nostro caso noi avremmo portato il pontone che è sommergibile, l'avremmo portato in superficie, portato in cantiere e fatta la manutenzione su 10 paratoie contemporaneamente. Ho capito. Quindi i costi sarebbero stati una frazione, parliamo di qualche milione di euro all'anno, ma non 5 milioni di euro. Cioè, un rapporto 1 a 100, 1 a 50. Un altro ordine di grandezza. Bene, allora, siccome il MOSE è progettato per durare almeno 100 anni, quindi alla fine tra 100 anni, ovviamente ammesso ci che sarà, funziona, ammesso che funziona, ma ammesso che c'è anche un valore di, diciamo, di svalutazione dell'euro, costerà quantomeno 10 miliardi solo per farlo funzionare. Esatto. Allora domando, questo porto lavoreremo per il MOSE, il porto? Questa è la domanda. Ma questo pone il problema che aveva accennato anche prima, no? Perché al di là del fatto di questi costi, eccetera, c'è anche il problema che per come è fatto, non essendo reversibile, non essendo possibile posizionarlo in maniera diversa, cioè è un porto che è destinato ad essere il killer del porto, è un'opera che fa il killeraggio se funziona. Il rischio del porto è il MOSE. Perché prima diceva Mussolini, no, che nel caso del porto offshore 147 giorni di inoperatività all'anno l'avrebbe stroncato, no? Certo. Qui, ripeto, le stime fatte dall'Università di Venezia, poi Mussolini dice che quello che hanno fatto il provveditorato eccetera, però non lo sappiamo quanti sono, ma se con un aumento di 30 centimetri, non tra 100 anni, ma fra 20-30 anni, come sono le stime attuali, porta alla chiusura di 250 volte l'anno, voi capite che il porto resta chiuso.
Non lo so, soprattutto, tra l'altro una merce può anche aspettare, no, che si apre. Ma la nave no. Ma la nave passeggera, quelli è come la Freccia Rossa che deve partire a quell'ora lì perché c'ha tutti i porti, voglio dire, è una roba, pensare di farla entrare in laguna è veramente, ripeto, adesso funziona perché entrano perché il MOSE non funziona, ma quando il MOSE sarà chiuso, operativo, sarà un problema. Sarà operativo, quindi, sarà un problema. Questo è il vero problema, no? Quindi certo. Anche in queste previsioni che si fanno sul porto, noi abbiamo sentito delle bellissime parole che io condivido tutte, perché effettivamente Venezia può avere un ruolo fondamentale nell'economia del paese, no? Certo. Ripeto, anche questa eccellenza che stiamo vedendo sotto i nostri occhi, leggevo proprio l'altro giorno i dati della Fincantieri. La Fincantieri ha ordini da 4 miliardi di euro nei prossimi 5-6 anni. Cioè, è un valore è una realtà enorme e abbiamo una tradizione enorme. Bene, noi ci interrompiamo perché dobbiamo proseguire poi con la scuola e la famiglia, sarà un altro bel dibattito e ringraziamo i nostri ospiti e ci vediamo a breve, soprattutto per vedere se questa legge verrà applicata e soprattutto per far capire ai nostri parlamentari che forse le cose vanno spiegate prima, sondata anche l'economia e la capacità economica del Paese e dopo fatta la legge adeguata. Certo, cercando anche di capire che cosa succede dopo che hanno fatto la legge. Sì, quelle che sono le conseguenze. Le conseguenze delle leggi, questa è la cosa più importante. No, certo. Bene, grazie ad Alfredo Belluco ancora, grazie all'ingegner Vincenzo Di Tella per essere stato con noi. Adesso un breve break pubblicitario e poi torniamo subito con l'ultima parte della trasmissione che dedichiamo ai giovani, alla scuola, alla famiglia, all'educazione, un tema particolarmente caldo anche in questo periodo. A tra poco.